Buonasera. La mia non è una testimonianza, naturalmente, né l'analisi di un'opera, come ha fatto egregiamente Massimo Locci, come farà Sergio Poretti, e in questo modo forse ci siamo anche un po' ritagliati, diciamo, dei ruoli attorno a questa attenzione al tema, direi, della costruzione, della tecnica della costruzione, che è ovviamente, come dire, fortemente integrato con tutte le tematiche del progetto. Il titolo del mio intervento viene dal titolo di un saggio di Federico Glorio, pubblicato in un testo che adesso descriverò, che raccoglie gli atti di un corso che viene organizzato e svolto presso la Facoltà di Ingegneria di Bari. Perché ho definito, diciamo, con il sottotitolo, che è l'unica cosa, diciamo, mia originale, pensiero di Gorio, un pensiero complesso, perché questo piccolo approfondimento di una persona così singolare, così particolare, immediatamente restituisce, diciamo, questa caratteristica, questa aggettivazione, e la mattinata che abbiamo ascoltato mi pare che abbia reso ragione già, diciamo, dalle testimonianze, dagli interventi molto, diciamo, importanti, questa complessità, questa, diciamo, politicità, diciamo, questa anche, come dire, articolazione dell'attività, della vicenda e del pensiero, diciamo, dell'uomo. Quindi il mio ringraziamento all'Accademia di San Luca e agli organizzatori è soprattutto in questa direzione, cioè io per primo ho approfondito una figura di cui conoscevo alcune opere, naturalmente, avevo anche letto, diciamo, in passato degli scritti, ma che per tante ragioni non avevo mai approfondito. Quindi il mio approccio è quello, diciamo, di quella che oggi chiamiamo da tempo la tecnologia dell'architettura, e quindi gli aspetti in particolare della costruzione. Qui c'è immediatamente una notazione da fare. Questo titolo mi ha colpito, la costruzione in funzione dei suoi elementi, e ho immediatamente pensato, diciamo, agli elementi, quelli che sono gli elementi costruttivi, che tutti noi intendiamo come tali. E qui Gorio immediatamente sorprende, non solo per la complessità, ma per l'ampiezza del suo ragionamento, perché per lui non sono affatto i nostri elementi costruttivi, quelli che forse, diciamo, insegniamo, che stanno sui manuali e così via, quelli tradizionali o, come volete, anche innovativi, evoluti della costruzione, ma sono in realtà, come dire, gli ambiti problematici, diciamo, le condizioni di contorno e le condizioni, diciamo, più intrinseche che rendono possibile la costruzione, e soprattutto, diciamo, una costruzione ovviamente di qualità. E quindi sono di nuovo l'urbanistica, l'architettura e la tecnica edilizia. Questi tre ambiti della disciplina del progetto sono sempre presenti nel ragionamento di Gorio, concettualmente connessi anche nelle esperienze distinte. Nella pianificazione e la progettazione Gorio dimostra la capacità dei migliori progettisti di saper sintetizzare nelle diverse scale i tre ambiti. Questa mattina il professor Imbesi faceva una considerazione sul significato del dettaglio nell'opera di Gorio e diceva esattamente: nel dettaglio lui, come dire, tiene insieme gli aspetti della città, dell'urbanistica, dell'architettura e della costruzione. È esattamente quello che io, diciamo, rilevavo. In questo senso ho parlato di ambiti, dei tre ambiti della disciplina, anziché di specialismi. In questa ottica, che condivido profondamente, tentando io stesso di affermarla sia nella didattica che nella progettazione, vi propongo la lettura di un saggio, il cui titolo è divenuto per l'appunto il titolo del mio intervento. Lo scritto La costruzione in funzione dei suoi elementi sintetizza i contenuti didattici proposti da Gorio nell'anno accademico 1963-64 in occasione di un corso di cultura e di aggiornamento in industrializzazione edilizia e prefabbricazione.
In quegli anni Gorio è alla Facoltà di Ingegneria di Bari, dove insegna, anche qui stamattina è stato detto, per le strane vicende accademiche italiane, lui un urbanista, un progettista dell'architettura, insegna tecnologia dei materiali dal 1961. L'ordinamento degli studi di ingegneria era appena stato ridefinito, portato a 5 anni, conglobando il biennio sottratto alle facoltà di scienze e articolato per la prima volta nelle sezioni edili, idrauliche e trasporti. L'espressione tecnologia, introdotta dalla nuova tabella nazionale in riferimento allo studio dei materiali, sta a significare l'estensione del pensiero tecnico dai procedimenti costruttivi tradizionali ai processi industrializzati. A Bari, in particolare, l'Istituto di Architettura diretto da Achille Petrignani, a sua volta docente di architettura tecnica, come ben sapete, svolge un ruolo importante in quella ridefinizione disciplinare che confluirà nel 1967 nel famoso testo di Petrignani, Tecnologia dell'architettura. Non occorre ricordare in questa sede che siamo negli anni delle prime manifestazioni del movimento studentesco, che le facoltà di architettura di Roma, Milano e Venezia, questa mattina qualcuno ha parlato di Roma, della venuta di Quaroni, Zevi, Piccinato, vivono profondi processi di cambiamento. Il corso di cultura e di aggiornamento in industrializzazione edilizia e prefabbricazione voluto da Petrignani come un'attività speciale dell'Istituto si inserisce quindi in questo quadro di ripensamento della didattica a partire dalla realtà problematica del Paese. Oltre ai docenti della facoltà intervengono in quel corso Giuseppe Ciribini, che enuncia le linee fondanti del sistema tecnologico nel settore della costruzione industrializzata, dove il cantiere è visto per la prima volta come luogo del montaggio, Konrad Waxman, che descrive piani di lavoro complessi per determinare decisioni progettuali innovative, Milan Slockovic sulla coordinazione modulare e Gérard Blacher che, riflettendo sulla necessità di nuove regole di qualità per il non tradizionale, laddove la cosiddetta regola dell'arte non agisce, introduce le prime teorie esigenziali. Si tratta quindi di un evento di rilievo e non soltanto didattico. Veniamo ora più precisamente, al saggio e ai contributi di Gorio, i cui contenuti saranno poi sviluppati dal nostro in saggi successivi, in particolare nel 68 con un testo per una ricerca edilizia o per il mestiere dell'architetto, sempre dello stesso anno. Per Gorio quindi gli elementi della costruzione sono la cultura e i principi dell'urbanistica. Lui li elenca, li individua con esattezza. La quantità e la qualità del fabbisogno, le esigenze del costume, del consumo e le caratteristiche della produzione. Si tratta cioè di elementi intesi nella loro complessa eterogeneità e quindi da sottoporre ad una vasta opera di revisione, che impone una forte spinta iniziale, un'unica volontà direttrice, che può essere affidata soltanto alla funzione della pubblica iniziativa. Ovviamente voi non vedete le virgolette, ma capite che quasi tutte le parole che io adesso leggerò sono, citazioni. Appare immediatamente evidente che la logica di Gorio è tesa ad una finalità sociale operante, vissuta come compito obbligato per cui è necessario lottare. Il suo ragionamento parte infatti da una domanda. Se dunque ogni analisi storica o induttiva del presente è legata agli orizzonti della cultura, il domandarsi qual è la situazione attuale dell'edilizia in Italia equivale in primo luogo al chiedersi quali siano i fini presenti che in tema di edilizia si vogliano proporre e dentro quali limiti si possano porre. In altri termini, poiché l'urbanistica è la cornice delle idee sull'abitare e in generale sul vivere associato, la domanda prima è questa: qual è lo stato della cultura urbanistica in Italia? Parlando di costruzione, questo è importante. L'urbanistica è quindi il primo degli elementi di cui la costruzione è funzione. Questo tema è stato trattato da altri meglio di me, io voglio soltanto qui ripetere i 4 punti che Gorio pone in questo testo, alla base di questo ragionamento e quindi a risposta di questa domanda.
Il primo è l'interdipendenza fra economia ed urbanistica, si è detto, ovvero come i fattori basilari dell'economia si riflettano sull'assetto degli insediamenti secondo i rapporti di integrazione fra struttura e infrastruttura. Il secondo punto, i rapporti fra struttura piramidale della pianificazione e continuità spaziale dei piani. Piani intesi come concatenazione di cause ed effetti, come interdipendenza strutturale fra livelli e settori, come legame fra gli insediamenti di ogni tipo ed entità. Il terzo punto, il piano come azione politica, non un documento scritto e compiuto, bensì un concetto di elasticità, dove il contenuto tecnologico si antepone quello politico. Alla regola rigida e univoca si deve sostituire la tattica o la strategia, in quanto la materia trattata è mobile nel tempo e nello spazio. 4. Il piano come fatto democratico. Posta l'azione politica alla base del piano, Gorio intende la partecipazione democratica come la consapevolezza civile che un ordine superiore è necessario quanto il contributo di ognuno. È la cosiddetta pianificazione dal basso, indicata per temperare il tratto paternalistico e autoritario della pianificazione tradizionale. Queste affermazioni appaiono tanto avanzate da essere in gran parte ancora attuali, ma a mio parere non è questa la loro principale qualità. Dobbiamo ricordare che siamo negli anni di Fiorentino Sullo, dell'approvazione della legge 167, della presentazione della riforma urbanistica, e Gorio opera nel vivo della grande aspettativa per la nuova legge, di cui naturalmente auspica il successo, ma non per questo rinuncia, ad una critica. Nel disegno di legge infatti individua il persistere di postulati, di paradigmi dogmatici e di affrettate semplificazioni. Lamenta in particolare il non chiarito rapporto con l'economia, la concezione latente del piano come statico comandamento, l'inavvertita surrogazione della burocrazia alla democrazia. In sostanza Gorio ha ben chiari i limiti dell'idealismo inefficace, ma vede anche i rischi del pragmatismo positivista. E quindi come sostituire i modelli intellettualistici definiti a priori, se non con ipotesi fondate sull'esame dei fatti? Necessità e spazio dunque alla ricerca, secondo le linee del metodo induttivo, dove la ricognizione esauriente dello stato di fatto è premessa e condizione di ogni successiva costruzione concettuale. Siamo al secondo degli elementi, la quantità e la qualità del fabbisogno, che per l'appunto è uno dei termini dello stato di fatto di cui lui sente la necessità di studio e di ricerca. La disamina di Gorio, esaminati i criteri di calcolo del fabbisogno, e li esamina scientificamente, mette in evidenza lo spostarsi graduale degli interessi dalla quantità assoluta a quella relativa, in senso spaziale e temporale. Per questa via, afferma, viene alla superficie in tutta la sua latitudine un problema finora affrontato soltanto in maniera casuale, saltuaria ed estemporanea, quello della qualità dell'habitat, ovvero, come attualmente è d'uso chiamarlo, dello standard. Superata la dimensione quantitativa, lo standard è inteso come rapporto di rispondenza fra qualità dei mezzi di insediamento e potenziali esigenze di consumo da parte degli insedianti. Ne deriva in primo luogo che con il variare nel tempo e nello spazio delle esigenze di consumo variano in conseguenza gli standard e viceversa che la determinazione degli standard può essere fatta solo in riferimento a una particolare situazione storica e geografica. In secondo luogo, poiché lo standard è un limite ottimale prestabilito a cui tendere, ne deriva che la produzione edilizia deve essere mobilitata affinché il rapporto fra standard e consumo tenda alla soddisfazione entro il tempo voluto. Attualizzare questa riflessione ci porta a pensare alla struttura ancora ottocentesca dei regolamenti edilizi attuali, alle generalizzazioni tuttora vigenti del decreto ministeriale 1444 del 68, alle tristi sorti della programmazione in Italia, il cui eco si è spento con il piano decennale del 1978. Al contrario, il pensiero critico di Gorio, già allora, nel quadro di una realtà sociale ed economica molto più stabile e prevedibile di quella attuale, stabiliva un nesso diretto fra consumo e produzione, introducendo i fondamenti dei processi industriali.
Gorio è consapevole di un vero e proprio bradisismo che coinvolge l'intera popolazione, rimescolando la distribuzione sul territorio, trasformando la destinazione professionale e in generale livellandone, sia pur lentamente, lo stato economico e la cultura. È del tutto cosciente degli aspetti negativi di tale livellamento sulla cultura, sulla socialità, sulla stessa democrazia, ma insiste nel constatare che l'evoluzione in atto delle esigenze del consumo rende necessario lo studio dei fattori di varianza per la determinazione degli standard. Siamo al terzo e al quarto punto. Le esigenze del costume e le caratteristiche della produzione. Questi due elementi, consumo e produzione, appaiono a Gorio del tutto scissi, anziché culturalmente dinamicamente connessi come invece dovrebbe essere. La frattura è qualitativa e così Gorio la descrive, esemplificandola. Si può dire che non esista più un villaggio italiano di cui la costruzione di una scuola o di una casa popolare con la sua squalida o volgare anonimia non abbia turbato la coerenza, la dignità e il calore umano. Ciò deriva dall'insanabile frattura che esiste fra l'architettura espressa dall'uomo per i reali bisogni dell'uomo e l'impersonale prodotto della burocrazia, il più delle volte destinato ad un generico fabbisogno senza volto e senza qualifica sociale. La causa di questa dilagante e insanabile rottura della coesione fra edilizia e cultura, fra città e società, è da ricercare appunto nella graduale esclusione del potenziale abitante dalle scelte di formazione dell'abitato. Individuato il problema, Gorio non ne nasconde le difficoltà di soluzione. Mentre nel libero mercato l'antitesi fra esigenza e offerta si elide nella facoltà di scelta del consumatore, nell'edilizia pubblica tale antitesi diventa radicale in quanto si cristallizza nelle due entità contrapposte e coalizzate dell'amministrazione burocratica da un lato e dell'inquilinato impersonale dall'altro. Gorio descrive pertanto le modalità per risolvere questo rapporto antitetico in un dialogo. Distingue sociologicamente le esigenze immaginarie da quelle reali, segnala le differenze fra i metodi di indagine diretta ed indiretta, evidenzia la necessità di un'opera maieutica tesa alla critica delle proprie esigenze e all'indagine dei propri bisogni. Rilevato che questi compiti spettano agli enti pubblici per l'edilizia, primi responsabili dell'annunciata scissione, il progettista non sfugge alle proprie responsabilità e Gorio elenca quindi varie linee di ricerca. Per prima l'adattabilità del processo alla dinamica di vita dei consumatori, nella fase di uso del prodotto stesso. Il mutare delle composizioni familiari, l'evolversi delle consuetudini sociali, lo spostarsi dell'età media degli abitanti comportano una generale trasformazione delle esigenze cui con difficoltà aderiscono le rigide forme dell'abitazione e della struttura urbana. Ne conseguono le proposte di una precostituita elasticità distributiva degli alloggi, della preassegnazione degli alloggi prima dell'impostazione del progetto, della possibilità di permuta delle abitazioni quando le necessità lo richiedono e perfino del coinvolgimento degli abitanti nei problemi della gestione e della manutenzione. Anche in ordine a queste problematiche il metodo di Gorio è scientifico. Pesanti difficoltà tecniche, economiche e organizzative si contrappongono alla suggestività teorica del tema e tuttavia nessun giudizio definitivo può essere formulato in proposito senza la sperimentazione metodica di ipotesi formali. Questa è la sua istanza in una sua precisa indicazione. Ho ancora 5 minuti? Forse anche troppi. Questa affermazione vale per l'alloggio come per la configurazione formale a livello dei problemi urbanistici, limitatamente al campo circoscritto dei rapporti strumentali fra gli abitanti e il loro intorno residenziale. Qui Gorio conduce una critica serrata al modello inglese di derivazione biofisica sulla formazione della città secondo i modelli cellulari e così via. C'è un passaggio molto lungo, molto preciso, diciamo, in questo testo, di cui posso rimandare la lettura allo scritto e peraltro in parte queste questioni sono già state discusse e affrontate questa mattina. E quindi possiamo tornare alle caratteristiche della produzione, l'ultimo punto, l'ultimo di quelli che lui definisce gli elementi funzionali.
Ritenendo l'industrializzazione edilizia l'unica soluzione alternativa ad una condizione di sottosviluppo del settore, Gorio analizza le cause di un'insufficiente quantità prodotta, del costo eccessivo dei beni e della scarsa qualità dei risultati. Nel suo ragionamento c'è sempre un'enorme lucidità, diciamo, nell'individuare le questioni, i punti e quindi dare risposte, diciamo, ad un'analisi precisa. Del rapporto fra domanda e offerta privata sottolinea i limiti dovuti alle intermediazioni commerciali e alla mancanza di organizzazione della domanda. Qui fa un raffronto con paesi del nord Europa, dove la domanda tradizionalmente aveva forme organizzate, sociali molto diverse. E così scrive: si giovano di questo stato gli operatori economici che, in mancanza di un contraddittorio organizzato, hanno facile gioco nel controllare a loro vantaggio il livello dei prezzi e in tal modo viene a mancare in essi il più forte incentivo alla ricerca dei mezzi tecnici e organizzativi per la riduzione dei costi, che sappiamo è stato il drammatico problema esito del binomio rendita fondiaria e speculazione edilizia. Sul versante pubblico il quadro è altrettanto critico. E così scrive: d'altro canto, gli enti per l'edilizia, che dovrebbero avere funzione di guida e di calmiere, sono entrati fino ad oggi in questo meccanismo senza porsi l'obiettivo di correggerne il funzionamento. Il risultato è la polverizzazione degli interventi, che provoca, favorisce e consolida la suddivisione delle imprese in innumerevoli unità di piccola e minima dimensione, con effetti negativi sul costo del prodotto finito, ma anche su quelli di base ed intermedi, quindi dell'intero, diciamo, indotto e anche della parte già allora industriale, con ovvie conseguenze limitanti sulle possibilità di organizzazione e unificazione. E sappiamo che questo è stato l'elemento poi decisivo del fallimento di qualsiasi processo effettivo di industrializzazione edilizia, almeno così come si pensava, diciamo, all'inizio degli anni 60. La razionalizzazione del processo produttivo per Gorio è quindi la condizione di base per dare risposte di qualità al fabbisogno. Un processo che lui definisce come un insieme sconnesso, in cui occorre ritessere un filo conduttore secondo un ordine razionale, mediante il coordinamento delle parti del processo e secondo i principi della progettazione, che appunto per l'intima coesione di tutte le sue parti è detta integrale. Gorio quindi individua il problema non nel prodotto ma nel metodo, che definisce metodo tecnico e organizzativo. E per metodo, la cosa di nuovo è abbastanza singolare, intende non un procedimento e neanche una metodologia, potremmo dire, ma lui lo definisce un habitus mentale, capace di trasformare gradualmente e costantemente. Questo processo di revisione, di continua, come dire, dinamica, è sempre molto presente in tutto il suo ragionamento. E infatti così scrive, in particolare, parlando poi dei processi industrializzati: è bene dunque avvertire esplicitamente che l'estemporanea applicazione di questo o quel sistema costruttivo a ciclo chiuso, che sono i sistemi che in quegli anni si stavano affermando soprattutto in Italia, di importazione, in particolare francese, seppur giovi a risolvere lo specifico problema di chi lo applica, non sarà certo utile alla generale azione educativa e chiarificatrice dell'intero campo dell'attività edilizia. Cioè lui vede la costruzione, l'introduzione di certi processi come una generale azione educativa, che anzi sarebbe l'introduzione di questi processi industriali, in particolare quelli a ciclo chiuso, anzi sarebbe gravemente dannoso all'equilibrio del settore e alla qualità dei risultati, se un precipitoso e indiscriminato ricorso a sistemi industriali coperti di brevetto si inserisse in una struttura produttiva in larga misura ancora preindustriale, tanto incapace di assimilare gli aspetti positivi di tali sistemi quanto recettiva di quelli negativi. 10 anni dopo, la vicenda di Corviale, di cui lo stesso Gorio sarà uno dei protagonisti, renderà evidente il valore di queste affermazioni. Tutti sappiamo che cosa poi accadde. Penso che oggi, 40 anni dopo Corviale, dove peraltro iniziai a lavorare da
neolaureato, il pomeriggio stesso della mia tesi di laurea presso lo studio, allora ex studio Asse, poi Corviale con Fiorentino e così via, ma senza aver nessun rapporto purtroppo allora diretto con Federico Corio. Penso che 40 anni dopo, sono 40 anni esatti, molte delle questioni poste da Federico Corio ci fanno ancora riflettere con grande profondità. E vi ringrazio.